Fissato per il 23 settembre l'incontro in Veneto tra il neo ministro degli affari regionali Boccia ed il presidente Zaia per parlare di autonomia. Verrà nella terra del referendum, dice Zaia, li farò capire cosa vogliono i veneti e non accetterò soluzioni diverse dalle materie chieste. Diversi casi in Veneto di istituti scolastici che non hanno accolto disabili in classe, chiedendo alle famiglie di tenerli a casa per carenza di insegnanti di sostegno. Fissata al 31 dicembre del 2021 la consegna definitiva del MOSE, la data contenuta nel bilancio 2018 che fissa anche le spese sostenute, quasi 5 miliardi e mezzo di euro. Sciopero generale dei lavoratori della sanità privata il prossimo 20 settembre, guadagniamo il 20% in meno dei nostri colleghi assunti nel pubblico, dicono. Cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto, il generale Parulli subentra al generale Gala, massima attenzione sulle infiltrazioni mafiose, il primo impegno. 5 giorni per disintossicarsi dalla tecnologia immersi nella natura. All'iniziativa di 7 comuni a Gordini hanno risposto in 19.000. Un inno alla vendemmia 2019 alle terre del Prosecco, patrimonio UNESCO, arriva da 2 youtubers trevigiani con un cameo nel video da oggi in rete del presidente Zaia. Buonasera e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3 Nord-Est. Dunque l'avete sentito dai titoli, parliamo di autonomia perché il neo ministro per gli affari regionali Boccia ha annunciato che incontrerà il prossimo 23 settembre in Veneto il presidente Luca Zaia. Ne parleremo tra pochissimo, ma parliamo ora di MOSE perché entro la fine del 2021 il MOSE sarà finalmente consegnato definitivamente. La data è contenuta nel bilancio del 2018 del Consorzio Venezia Nuova. Sentiamo. Dopo continui slittamenti è stata nuovamente fissata la data di consegna del MOSE, il 31 dicembre 2021, sempre che nel frattempo non ci siano ulteriori impedimenti. La data è contenuta nel bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione dell'opera che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta. La produzione complessiva svolta nel 2018 dal Consorzio ammonta a 74 milioni di euro. Il completamento degli impianti definitivi è previsto per il 30 giugno 2020 con l'avvio dell'ultima fase di gestione sperimentale. Finora il MOSE è costato 5 miliardi e mezzo e serviranno ancora 221 milioni fino al 2024. 5 milioni 493 stanziati e assegnati per tranche in 15 anni, dal 2003 al 2018. I residui finanziamenti programmati dal governo per la conclusione del sistema ammontano invece a 221 milioni, modulati a partire dal 2017 al 2024 appunto. Dopo la consegna definitiva, prevista per il 2021, nei 3 anni successivi al Consorzio verranno assegnati ancora 41 milioni. Durante il 2018 è stata avviata l'istruttoria per ottenere dal MIT l'autorizzazione a usare somme residuali derivanti da contributi già assegnati dal CIPE, che ammonterebbero a 413 milioni. A gennaio sono state installate tutte le paratoie del sistema MOSE e la loro movimentazione in modalità provvisoria interesserà i prossimi mesi per acquisire con vari test elementi tecnici utili alla loro messa a punto. Tenuto conto che la prima barriera, quella di Treporti, è stata installata nel 2014, il Consorzio ha avviato il primo ciclo di manutenzione bandendo a fine 2018 la gara ancora in corso. Nello stesso anno è stato approvato il progetto delle nuove porte della conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco, danneggiata da una mareggiata nel 2015 e i cui lavori interesseranno tutto il 2020. Autonomia, ora il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia ha annunciato che incontrerà il prossimo 23 settembre in Veneto il presidente Zaia. Positiva la reazione del governatore che fa sapere qui nella terra del referendum capirà che cosa vogliono i veneti. Sentiamo. Io ricevo volentieri il ministro Boccia, si sappia che incontrerà poi la regione che ha inventato questa operazione. Abbiamo fatto una legge referendaria, voglio anche ricordare che il partito del ministro Boccia a giugno 2014 ci ha impugnato la nostra legge per non farci andare a referendum. Abbiamo vinto noi in Corte Costituzionale, quindi se oggi si parla di autonomia in Italia è perché noi abbiamo vinto quella sentenza nel luglio 2015. 23 materie, ci confrontiamo, non siamo guerrafondiai, non siamo
lì a cercare la rissa, ma sicuramente sarò lì a far rispettare la volontà dei veneti. Commenta così il presidente Luca Zaia gli incontri con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna annunciati dal neoministro per gli affari regionali e le autonomie, il democratico Francesco Boccia. Il 23 si confronterà con Luca Zaia e Stefano Bonaccini, il 24 con Attilio Fontana. Ma i presupposti da cui parte il ministro fanno presagire un dialogo non facile. Pur dichiarando che l'autonomia vedrà la luce in questa legislatura, Boccia definisce le richieste avanzate dalle 3 regioni un punto di partenza di parte, rispettabile ma di parte. È necessario non rinviare nulla, continua il ministro, affrontando subito i nodi rilevanti. Ribadisce che l'autonomia sarà credibile se sarà l'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà. E la verità è che i governi, me lo lasci dire, fino ad oggi non hanno mai presentato la loro idea di autonomia. È come andare dal notaio, avere un contratto da sottoporre per la controparte ti dice: ma no, io non sono d'accordo sul tuo contratto, lo firmerei diverso. Allora, dimmi cosa faresti. No, ma non sono d'accordo, continua a dire così. La controparte del governo presenti il suo progetto, lo presenti ai cittadini veneti, poi saranno i veneti a valutare se è autonomia o se è una presa in giro. Diteci cosa volete voi come autonomia e noi vi diciamo se ci va bene oppure no. Zaia replica anche al nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che intervenendo su Radio Capital ha accusato i promotori dell'autonomia di voler spaccare in due il paese. Ma non ha capito che essere ministri del Sud non vuol dire parlare male del Nord e fare di tutto contro il Nord. Perché è un ministro della Repubblica Italiana. Lo dice chi è stato ministro dell'agricoltura, sottoscritto, e quando ero ministro lo vado a chiedere agli agricoltori del Sud, mi vedevano nelle loro campagne con la mozzarella di bufala, con il pomodoro pacchino, con i pescatori della Sicilia, con il San Marzano IGP della Campania, per parlare di problemi anche del Sud. Qua si è capito che il ministro del Sud fa solo gli interessi del Sud, così non funziona, perché noi siamo quelli che pagano le tasse e mantengono tutta Italia. E proprio di autonomia ieri sera ha parlato a 20:10 il professor Mario Bertolissi, costituzionalista della squadra di esperti di Luca Zaia, che ieri sera appunto era ospite del direttore Luigi Baccialli. Sentiamo un estratto della trasmissione. Qui in gioco non c'è la soddisfazione di un'esigenza egoistica di un territorio a danno degli altri. Il problema del riordino della Repubblica, una delle più grandi difficoltà nelle quali ci siamo imbattuti, posso dire mi sono imbattuto, è la seguente: non si riesce a stabilire un punto di partenza, perché per stabilire un punto di partenza bisogna aver indagato in profondità le questioni, averci pensato a lungo, aver individuato quale può essere il senso della proposta che si fa e della soluzione che si adombra. È facile prospettare un'obiezione, mi scusi, ma quando mai e dove sta scritto nelle bozze che sono state elaborate c'è qualcosa che sia preordinato alla violazione di quel che è previsto nella Costituzione? Dopo, per l'amore di Dio, se scendiamo in profondità si può anche dire che ci sono delle soluzioni che sono meno conformi piuttosto che conformi, si tratta di trovare un punto di equilibrio, ma nelle bozze c'è un richiamo costante, oltretutto, ai principi fondamentali, che sono quelli della parte prima, proprio dei primi articoli. Sarebbero più di uno i casi di istituti scolastici, parliamo ora appunto di scuola e disabili, di istituti scolastici che non hanno accolto gli alunni disabili in classe all'inizio del nuovo anno, chiedendo alle famiglie di tenerli a casa per la carenza di insegnanti di sostegno. Lo denuncia lo stesso assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che sta verificando con l'ufficio scolastico regionale la portata del problema. In queste ore, dopo il primissimo giorno di scuola, spiega l'assessore, mi giungono le voci preoccupate di famiglie di diverse province del Veneto, alle quali gli istituti scolastici, in particolare quelli primari, chiedono di non mandare i propri figli in classe ma di tenerli a casa. La cosa gravissima è che si tratta di bambini con certificazione, quindi i più fragili, spesso con disabilità. Il fatto più grave, oltre all'assenza di insegnanti nell'organico di diritto, è la soluzione prospettata, ovvero di indurre le famiglie a tenere i loro
loro figli a casa. Trovo grave che il Ministero, continua l'assessore Donazzan, non comprenda l'importanza di avere un organico ottimale sin dal primo giorno di avvio dell'anno scolastico. Da parte mia ho coinvolto il presidente del Veneto, annuncia Donazzan, perché ritengo che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali e chiedo alle famiglie e a tutte le realtà interessate di segnalare al mio assessorato ulteriori casi di mancato accoglimento. Sciopero della sanità privata del Veneto il prossimo 20 di settembre. A parità di funzioni i dipendenti guadagnano circa il 20% in meno di quelli assunti nel pubblico. Sentiamo. Chiedono aumenti salariali e il rinnovo di un contratto che aspettano da oltre 12 anni. CGIL e CISL-UIL hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori della sanità privata il 20 settembre con presidio a Negrar. I lavoratori denunciano tra l'altro la disparità di trattamento economico a parità di funzioni con i colleghi della sanità pubblica. Economicamente c'è circa un 20% in meno che percepisce il privato nei confronti del pubblico. Noi chiediamo che a pari di prestazioni lavorative ci sia lo stesso compenso economico. Una situazione che, contrariamente a quanto accade coi medici, che non sono interessati dalla protesta, si sta traducendo in una migrazione, o meglio in un tentativo di migrazione dal privato al pubblico. Abbiamo il personale del comparto della sanità privata accreditata che tenta fughe verso il pubblico. Per fare un esempio, 120 infermieri dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar hanno partecipato alla selezione per il posto di infermiere presso l'azienda ospedaliera di Verona. Le strutture della sanità privata accreditate in Veneto sono complessivamente 27 con 3.705 posti letto. L'appello dei sindacati è al Ministero della Salute ma anche alla Regione perché si spenda a tutela dei lavoratori che oltretutto sono impegnati in un settore economicamente florido. È una forte contraddizione, diciamo che è una vergogna e quello che è più grave che sono professionisti, sono i propri collaboratori e sono quelli che contribuiscono ad aumentare il fatturato di questa sanità privata. Torniamo ora sulla polemica del Prosecco, sentiamo. Polemica del Prosecco tra produttori di colline e di pianura. Chiamato in causa prende posizione il Consorzio Superiore con il presidente che parte dai dati di una ricerca dell'Università di Padova. Il 92% del prodotto delle 90 milioni di bottiglie che il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore vende riporta il termine Prosecco Superiore e l'8% delle bottiglie omette il termine, quindi scrive esclusivamente Valdobbiadene DOCG. Quindi non una vera e propria diaspora, ma comunque un segno che deve far riflettere sulla diversità di produzione tra collina e pianura. Per questo la discussione deve esserci mantenendo però un punto fisso. Si guardi soprattutto al fatto di non recidere il legame tra Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore e il consumatore. Ogni ragionamento secondo Nardi deve tenere conto del mercato, soprattutto quello estero. Dove a volte è difficile sapere dov'è l'Italia e sicuramente il termine Conegliano Valdobbiadene non è conosciuto. Per il Consorzio la strada giusta nella differenziazione tra pianura e collina sta nella continua ricerca della qualità e non, come suggeriva qualcuno, in una sorta di quota sul venduto delle aziende di pianura destinate ai territori dove è difficile coltivare. Perché in questo momento capisco che è facile chiedere un reddito garantito, ma noi dobbiamo comunque guadagnarcelo perché siamo orgogliosi e abbiamo una passione di fare il lavoro dei produttori di Conegliano Valdobbiadene del Prosecco Superiore, come lo hanno fatto i nostri nonni. Così come non è possibile impedire la vendita del Prosecco a 2 euro in bottiglia. Sulle scelte delle aziende il Consorzio non interviene e per lo più ci sono delle norme, penso alla concorrenza, all'antitrust, dove non è possibile introdurre un prezzo minimo garantito proprio per tutelare il consumatore. Infine Nardi risponde così al presidente di Camera di Commercio Mario Pozza e chi vorrebbe unire i diversi consorzi del Prosecco. Il consorzio del Conegliano Valdobbiadene da un lato e il consorzio del Prosecco DOC dall'altro possono sicuramente lavorare rispetto alle loro obiettivi proprio per far comunicare le differenze. Cambio della guardia al vertice della Legione, Carabinieri Veneto, la cerimonia questa mattina. In nome del Capo dello Stato, voi conoscerete
generale di brigata Fabrizio Fomboni, quale comandante della Legione Carabinieri Veneto. Si è svolta nella caserma Caposile di Mestre la cerimonia di cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto tra il generale di divisione Giuseppe Lagala e il subentrante generale di brigata Fabrizio Parrulli, che ha lasciato il comando Carabinieri tutela del patrimonio culturale. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva il Veneto, viva l'Italia! La cerimonia si è tenuta alla presenza del comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, il generale Enzo Bernardini, e delle più alte autorità militari e civili. È stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla situazione nella nostra regione. È ampiamente sotto controllo grazie appunto all'operato di tutte le forze di polizia, in particolare l'Arma dei Carabinieri, che è quella preponderante. Chiaramente questo non significa che non bisogna tenere alta la guardia, ci sono nuove minacce, o minacce che fino adesso sono state più nascoste, si erano riuscite a nascondersi, e all'attenzione delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria. Si è iniziato un buon lavoro, è testimonianza alla cronaca dei mesi passati. Credo che il Veneto continuerà a essere una regione produttiva, sicura, ma anche molto attiva nel contrasto della criminalità più pericolosa. E chiaramente la minaccia vera è quella di interessi che fanno parte della criminalità organizzata, che non è più solo nella forma del riciclaggio, ma uno sfruttamento proprio del tessuto economico molto ricco, molto produttivo, e quindi di molta attenzione. Chiaramente non è una situazione drammatica, ma che richiede tutta l'attenzione. Ma così come però altri tipi di fenomenologie di reati, quelli cosiddetti diffusi, che comunque minacciano la sicurezza della gente comune. Un'attività importante che naturalmente continuerà, come rassicura il nuovo comandante. Continueremo sulla linea tracciata anche dal generale Lagala in questo settore. L'attività operativa è l'attività principale, fondamentale dell'Arma dei Carabinieri sul territorio. Tramite le stazioni, i comandi compagnie, i comandi provinciali continuiamo a assicurare e continueremo ad assicurare una presenza costante di vicinanza alle popolazioni e alle comunità, anche in questi settori, che sono settori molto importanti. Minorenne bengalese costretta a sposarsi con un uomo di 25 anni con un matrimonio combinato. Dopo anni di violenze per una giovane bengalese appunto che abita a Vicenza è arrivata finalmente giustizia. Costretta a sposarsi a 15 anni con un uomo di 25, un matrimonio a distanza combinato tra due famiglie del Bangladesh, come è tradizione locale, un'unione che in Italia non ha valore ma che in questa storia vicentina per la ragazza diventa subito un incubo, con lui che la maltratta e sottomette fisicamente e psichicamente. Anni di soprusi e abusi fino al 2013, quando la ragazza riesce a denunciare il compagno, anni di indagini e anni per avere giustizia. Il Tribunale di Vicenza ha condannato l'uomo, oggi 35enne, a 8 anni e mezzo di carcere. I giudici hanno anche disposto un risarcimento danni di 60.000 euro a favore della giovane. Gli serviranno per cambiare davvero vita. La ex sposa bambina, che nel frattempo dall'uomo ha avuto un figlio, ha lasciato la città, anche con il sostegno della famiglia, che dopo un primo momento in cui l'aveva allontanata per avere denunciato il compagno, l'ha riaccolta e aiutata. 6 persone sono indagate per l'incidente alle acciaierie venete di Padova, dove nel maggio dello scorso anno persero la vita 2 operai. La Procura di Padova ha chiuso l'inchiesta sull'incidente avvenuto alle acciaierie venete il 13 maggio del 2018, quando una siviera carica d'acciaio incandescente cade a terra investendo con una bomba di calore 4 operai. 2 di questi morirono in seguito alle ustioni, 2 sopravvissuti impiegarono mesi per riprendersi. 6 gli indagati tra le 3 aziende responsabili. Nei guai padovani Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore dello stabilimento di acciaierie venete di Corso Francia. I friulani Dario Fabbro, presidente della Danieli Centro Crane SPA, Giampiero Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Danieli & Co. Officine Meccaniche. Tutti sono indagati per omicidio colposo e lesioni. Indagato invece solo per lesioni il titolare della ditta Ayama Tech Service, ditta subappaltatrice di alcuni lavori interni ad acciaierie di cui sono dipendenti i 2 sopravvissuti all'incidente. Restiamo a Padova con lo sgombero questa mattina di una casa occupata dai centri sociali nel quartiere dell'Arcella.
Il blitz all'alba, le forze dell'ordine hanno blindato e chiuso i 2 accessi a via Cardinal Callegari all'Arcella. La casa popolare Berta è stata sgomberata. 9 persone, membri del collettivo politico Catai, sono stati denunciati dalla Digos. L'alloggio di proprietà dell'Atera era stato occupato lo scorso 1° maggio da un gruppo di attivisti di Potere al Popolo. Da anni l'edificio, che un tempo era stato centro per anziani, era sfitto e abbandonato. Le operazioni di sgombero sono durate tutta la mattinata. Operai al lavoro per murare le finestre, mentre la polizia mette i sigilli alle porte. Poco lontano, al di là del cordone di agenti in tenuta antisommossa, decine di attivisti che sono accorsi appena si è diffusa la notizia dello sgombero. Con un post su Facebook hanno chiamato a raccolta volontari e residenti per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto, da quando abbiamo iniziato le nostre attività, centinaia di persone che sono passate, e anche ogni giorno di apertura in questo agosto all'Arcella è stato frequentato dalle persone del quartiere. Sono passate oltre 50 bambini al doposcuola, 40 e 50 persone che avevano bisogno di fare i corsi per la lingua italiana. Tutto però si è svolto in maniera regolare e senza tensioni. Sul posto ad osservare le operazioni anche i residenti più anziani. I ragazzi, io non ho niente da dire, poi piuttosto che rimanga chiuso è meglio che ci siano, che si amalgamano fra di loro. L'ex centro per gli anziani, occupato a maggio scorso e dedicato all'attivista honduregna Berta Cáceres, uccisa nel 2016, in quest'ultimo periodo era diventato anche punto di ritrovo per alcuni inquilini ATER che cercavano informazioni dopo l'aumento del canone d'affitto. Ma oltre ai residenti favorevoli, come l'anziana signora, c'era anche chi in questi mesi si era lamentato della presenza dei ragazzi di Potere al Popolo. L'alloggio di proprietà dell'ATER, che da mesi ne reclamava lo sgombero e l'acquisizione, aveva avviato una procedura di recupero chiedendo l'intervento della Questura di Padova. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. 5 giorni di detox dalla tecnologia, senza cellulare, immersi nella natura. L'iniziativa di 7 comuni a Gordini, capofila Rocca Pietore, hanno risposto in 19.000. I think I just need to regenerate some energy and take some breathe. Igor Benedetti è uno dei 10 fortunati vincitori della campagna Recharge in Nature. Per questo dal 13 al 17 settembre trascorrerà una vacanza gratuita detossinante nel cuore delle Dolomiti. Tutti lasceranno i propri telefonini e altri dispositivi tecnologici nelle mani degli organizzatori e si sposteranno al campo base del rifugio Falier in Valle Ombretta a 2000 metri di quota. Abbiamo avuto un ottimo riscontro che ci conferma che il lavoro che abbiamo fatto è valido, che c'è una domanda, che ci sono moltissime persone interessate a vivere un'esperienza del genere, ma soprattutto che questo territorio e i giovani che volevano andare via, perché è un territorio che soffre di spopolamento, possono vivere creando nuove offerte per un turista nuovo. Durante 5 giorni le giornate trascorreranno all'insegna di lavori manuali, tanta attività all'aria aperta, meditazione. Capofila del progetto è il comune di Rocca Pietore, che ha riunito nell'iniziativa Alleghe, Colle, Santa Lucia, Livinallongo, Taibonna, Cencenighe e San Tommaso. Il nostro grande potenziale è una natura che offre tante possibilità di attività all'aperto, una natura che quindi si può vivere dandole del tempo. Questa iniziativa regala una cosa che da un certo punto di vista è semplice e anche forse scontata rispetto a quella che è la nostra natura di esseri umani e che però al giorno d'oggi non lo è più. Ritrovarsi e ritrovare gli altri, tornare a provare emozioni, obiettivi a cui anche tanti agordini aspirano. Tutti abbiamo proprio la necessità di non usufruire più di questo maledetto apparecchio, perché siamo veramente diventati dipendenti. Potrebbe essere giusto per invogliare i ragazzi a divertirsi di più senza stare sempre lì col telefono, magari potrebbe essere un'idea, sì. Il cellulare oramai serve per tutto, per qualsiasi comunicazione con ogni dove, la scuola per i bambini, per il lavoro eccetera, quindi è difficile lasciarlo, però se si potesse molto volentieri. E torniamo ora a parlare di Prosecco, ma non per la polemica, bensì per una iniziativa molto divertente, è quella di un inno alla vendemmia 2019 che arriva da 2 youtubers trevigiani con un cameo nel video da oggi in rete del presidente Zaia. Vediamo. Io, 1, 2, 10 fortunati vincitori della campagna Recharge in Nature. Per questo dal 13 al 17 settembre trascorrerà una vacanza gratuita detossinante nel cuore delle Dolomiti. Tutti lasceranno i propri telefonini e altri dispositivi tecnologici nelle mani degli organizzatori e si sposteranno al campo base del rifugio Falier in Valle Ombretta a 2000 metri di quota. Viranno
immancabile anche quest'anno l'inno alla vendemmia dello youtuber di Valdobbiadene Nicola Canal. Dopo Andiamo a vendemmiare, V come vendemmia è una buona annata, ecco la parodia di Raffaella Carrà con tanto di caschetto fucsia. A vendemmiare comincia tu. Un testimonial d'eccezione il presidente del Veneto Luca Zaia e la partecipazione di un altro trevigiano doc, Matteo Del Puppo, che al Prosecco aveva già dedicato la parodia di soldi di Mammut. Dalle potature invernali alla vendemmia il passo è breve. Guanti, forbici e stivali, spray antifluffare e protezioni solari, pronti per fare i camici, non possono mancare le cimici. Siamo qui nelle colline del Prosecco, Conegliano, Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. Prendi un secchio anche tu. A vendemmiare comincia tu. A vendemmiare comincia tu. A Zaia tocca l'invito tormentone della vendemmia, quella vera però, mica la parodia. Sece per piacere. E dopo il dovere, naturalmente il piacere, come accade davvero da decenni nei vigneti di casa nostra. Mettici pure del sentimento, giornata finita non si va via, si fermano tutti per un momento, soppresso buon vino in compagnia. Vi è piaciuto? E allora rieccolo. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione del TG del Veneto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio di Nicola Zanetti, questa sera il sindaco di Treviso Mario Conte e Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. Si parlerà del nuovo corso del Teatro Comunale di Treviso. Ed ora vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ci regala una giornata praticamente dal sapore estivo. Sul nostro territorio infatti sarà il sole a dominare. Ma vediamo il dettaglio di venerdì 13 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo anche in questo caso sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 26 gradi. E anche sul Trentino Alto Adige sarà soleggiato, qualche velatura solamente sui settori di confine, per il resto lo vedete il cielo sarà sereno. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.